Alessandro, posso avere un caffè? Volentieri. Pracchia, Albergo Melini, interno giorno. Sei vestito? Ah, Guarda. ma guarda, Accademia Nazionale di Mountain Bike. Certo. Eh sì, perché Alessandro, oltre che barista, albergatore, ristoratore, è anche istruttore e guida di mountain bike. Ma un turista per caso come me può trasformarsi in ciclista non per caso? Se oggi vuoi venire con noi partiamo. Una parure da ciclista, ma volentieri. Alessandro, dove mi stai portando? Facciamo l'itinerario della FAP, della ferrovia Alto Pistoiese. Quindi è un percorso naturalistico, Naturalistico, un percorso storico, esatto, sportivo. Esatto. Molto sportivo? Non troppo. Ah, ecco, meno male. Ho fatto 1 chilometro e tutto va bene. Ma siamo in salita qua, eh? Non ti preoccupare, le pendenze non sono così proibitive. Alessandro e il suo amico Fabrizio vanno piano per non staccarmi da subito. Salve. Buongiorno. Buongiorno signora. Quattro chilometri e tutto va bene. Stiamo arrivando. 4 chilometri e mezzo e tutto va male. Prima sosta. Oddio Dio. Come va? Vuoi la verità o una versione edulcorata e parasportiva? Dimmi la verità. Allora, la verità, come se parlassi al mio medico, quindi scusate la crudezza dell'eloquio. Nell'ordine, mi fa male il sedere, in seconda istanza ho qualche problema di natura testicolare. Guarda, ti ho fatto fare la prima pausa proprio qui di fronte alla prima stazione della vecchia FAP. Dai, Ponte Petri. Ponte Petra, esatto. Appunto, è stato ricavato un itinerario cicloturistico sul tracciato della vecchia ferrovia Alto Pistoiese. Alto Pistoiese vuol dire che è in salita allora. Diciamo che vuol dire che è in montagna. Stiamo partendo. Tratto un po' più impegnativo. Qual è la pendenza, maestro? Circa il 4%. È un bel interesse. Sì. Ma nonostante il mio fisico da bancario sedentario, arrivo alla seconda stazione. Ma questa cosa della stazione, adesso ho capito, sono le stazioni della Via Crucis. Vabbè, c'ho la scarpa sbagliata, e allora? Il turista per definizione è un approssimativo, non si vergogna di nulla, neanche della pancia. E l'itinerario si fa duretto, ma sempre più bello. Non ho parole, non ho parole. E in certi casi è meglio non averne, dice il poeta. La stazione di Maresca. Bella la stazione. È una banca adesso, mi pare. Certo. 200 metri al luogo di ristoro. Egli riuscirà, cioè io, a non mangiare come un bufalo. Se ci riuscirà potrà andare avanti, altrimenti la congestione è sicura. Andiamo, va?